morte di Alex Marangon questa mattina sopralluogo in abbazia di carabinieri, magistrato e medico legale per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Alex, possibili nuovi controlli nella scarpata che scende al Piave, effettuati alcuni prelievi dell'acqua del fiume. Ricoverato in gravi condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova un bambino di 7 anni di Solesino che ha rischiato l'annegamento nella piscina di una casa privata. Lutto a Conegliano per la morte di un ragazzo di 21 anni, Nicola Della Colletta, portato via in appena 3 mesi da un tumore. Il cordoglio dell'atletica Silca, venerdì funerali ad Ogliano. Enesimo episodio di violenza in famiglia, è stato allontanato con urgenza un uomo di Conselve che, rientrato in casa ubriaco, ha iniziato a picchiare la donna con un filo elettrico davanti ai figli. La Corte d'Appello di Venezia rimanda la consulta al pronunciamento sui ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno sul riconoscimento di figli e mamme arcobaleno registrati dal sindaco Sergio Giordani. Il presidente ANCI Veneto Mario Conte ribadisce che i tagli ai comuni mettono a rischio la capacità di far fronte ai servizi essenziali. Si parla di 85 milioni di euro in 5 anni. L'acqua e il caldo sono arrivati, collina di mercurio in salita in tutta la regione. Padova, tra le città più torride, arriva attivato in pronto soccorso il codice caldo. Debutto mondiale per lo spettacolo teatrale acrobatico Titisee Venetian Dream. Il Goldoni dal prossimo 18 luglio per 52 recite, oggi l'anteprima in esclusiva per la stampa. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura ancora la morte di Alex Marangon, questa mattina sopralluogo in abbazia di carabinieri, magistratura e medico legale per ricostruire gli ultimi attimi di vita di Alex. Poco dopo le 9 i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoi e l'anatomopatologo Alberto Furlanetto sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidor. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangon, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma. Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia all'esterno dell'abbazia che all'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza, ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio. È ricoverato in gravi condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova un bambino di 7 anni di Solesino che la scorsa settimana ha rischiato l'annegamento nella piscina di una casa privata. Lotta per la sua vita da quasi una settimana in un letto della terapia intensiva della pediatria dell'azienda Ospedale Università di Padova, il bambino di 7 anni che vive con la famiglia a Solesino. Giovedì pomeriggio della scorsa settimana il piccolo stava giocando in piscina con altri bambini nella casa privata di una famiglia di amici a Vescovana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Il bambino è finito nel fondo della piscina dove è rimasto per interminabili, lunghissimi attimi. Quando se n'è accorta, la mamma si è
gettati in acqua. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha provveduto al trasporto del bambino in elicottero all'ospedale di Padova, dove si trova tuttora. Della vicenda sono stati informati i carabinieri. Vicino alla famiglia anche il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, che segue passo passo l'evolversi delle condizioni. Ci stringiamo con molto affetto e con il cuore al dolore della famiglia e preghiamo tutti insieme come comunità cristiana affinché il tutto si risolva per il meglio. Sottoposto ad alcuni esami nella giornata di ieri, la famiglia del piccolo avrebbe ricevuto esiti che continuano a tenere accesa la speranza. La comunità di Solesino e della frazione di Arteselle si è riunita in preghiera in questi giorni per il bambino e i suoi genitori. Negli anni in lutto per la morte di Nicola Della Colletta, il ragazzo appena 21enne ricoverato all'ospedale di Padova non è riuscito a vincere la battaglia contro il tumore che gli era stato diagnosticato solo 3 mesi fa. Lo ricordano con amore la mamma Mara, il papà Mauro e tutte le persone che lo conoscevano, un ragazzo pieno di vita con la passione per l'atletica, in particolare il salto in lungo, cordoglio infatti anche dalla società di atletica Silca Conegliano, della quale aveva fatto parte fino al 2022, sempre disponibile e pronto a aiutare il prossimo. Il rito funebre si svolgerà venerdì 12 luglio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Ogliano. Al posto dei fiori la famiglia invita a eventuali offerte in favore dell'associazione Renzo e Pia Fiorotto a sostegno della lotta contro i tumori. E rimaniamo nel Trevigiano, incidente mortale sulle strade della Marca a Zerman di Mogliano Veneto ieri sera. A perdere la vita il motociclista di 61 anni Michelangelo Gianola, il ricordo dell'amico editore Silviano Piazza. Ma era contento, faceva tante cose, una persona gentile, generosa. Sapete che frequentava la parrocchia di Mogliano, dava una mano al parroco, faceva anche un po' di teatro, insomma una persona viva. Ricorda così l'ex sindaco di Silea e editore l'amico Michelangelo Gianola, 61 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Ci conoscevamo da una trentina d'anni, lavoravamo nello stesso settore, io una casa editrice, lui era un grafico. E in tanti anni ho sempre avuto bisogno della sua creatività. La pensione è arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro, del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le 2 ruote. Ce l'aveva da sempre, da quando lo conosco e purtroppo questa passione è stata poi una tragica fatalità. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo Gianola lascia una moglie e 2 figlie, Cecilia e Ilaria, a cui era molto legato, come testimoniano le tante foto sui suoi profili social. Sul luogo dell'incidente i soccorritori, accorsi tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul sinistro la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale al fine di accertare eventuali responsabilità. Ennesimo episodio di violenza in famiglia, è stato allontanato con urgenza dalla moglie e dai figli un uomo di Conselve. La telefonata di una donna di 36 anni, disperata, è arrivata nella tarda serata di martedì al 112. In lacrime ai carabinieri la donna ha raccontato che il marito era rientrato in casa ubriaco e poi, dopo una lite per motivi banali, aveva preso un cavo elettrico usandolo come frusta per picchiarla davanti ai suoi 3 figli, tutti minorenni. I militari si sono subito recati nella casa della vittima, che ai carabinieri ha raccontato una storia di violenze e minacce con tanto di coltello in mano e un ti ammazzo ripetuto. Per tutelare la donna e i figli è scattata per l'uomo, un 43enne di origine albanese residente ad Amano Terme, la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Nel solo 2024 in provincia di Padova i carabinieri hanno arrestato 24 persone, 160 le denunce, 20 le misure cautelari per reati puniti dal cosiddetto Codice Rosso. La Corte d'Appello di Venezia rimanda la consulta e pronunciamento sui ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno sul riconoscimento dei figli di mamme arcobaleno registrati dal sindaco di Padova Sergio Giordani.
Una sentenza a sorpresa, quella emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che non ha accolto i ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno contro la validità dei certificati di nascita con doppio cognome dei figli delle mamme Arcobaleno, ritenendo opportuno che sulla questione si pronunci la Corte Costituzionale. Non la considererei una vittoria, in quanto la Corte d'Appello di Venezia semplicemente ha lasciato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Lucca 37 casi delle bambine e dei bambini nati a Padova, quindi ha accantonato la sua decisione anziché pronunciarsi in sfavore oppure rimandando la Corte Costituzionale. Pur in assenza di un giudizio sul merito, questo è un altro passo favorevole, anche se piccolo, per le mamme Arcobaleno del Veneto, che ora attendono che la consulta si esprima sulla legittimità degli atti anagrafici dei bambini registrati dal Comune di Padova a partire dal 2017. Siamo fiduciosi come sempre, perché noi speriamo che la Corte Costituzionale si pronunci ritenendo incostituzionale la legge 40 e che nega l'accesso alle coppie di donne, alle donne single, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita e confermando in questo modo anche la necessità di proteggere i minori che nascono nelle nostre coppie. La richiesta delle mamme è da sempre quella di una legge. Non esiste una legge che protegga i bambini nati nelle coppie omoaffettive e se si pronuncia la Corte Costituzionale questa legge dovrà essere assolutamente fatta, come succede in tutti i paesi europei. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che negli anni ha sempre registrato all'anagrafe i bambini figli di due mamme con il doppio cognome, ha commentato la notizia. Ho sempre agito nell'interesse di queste bambine e bambini, sempre in coscienza e, come ho sempre detto, continuerò a farlo finché un giudice non mi dirà che è contro la legge. Ora attendiamo con grande rispetto il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha concluso Giordani. Questo ci porta ad una ulteriore attesa che però è anche, una speranza che finalmente il pronunciamento della Corte Costituzionale indichi la via e trovi nella Costituzione il motivo per cui il superiore interesse di questi minori e di queste minori stia proprio nel accogliere che quella è la loro famiglia e la loro identità è quella che si sviluppa all'interno di quel contesto affettivo. Quindi attendiamo la Corte Costituzionale e speriamo sempre a fianco delle famiglie omoaffettive. Degrado al Villaggio del Sole in un accampamento abusivo insediato in un parcheggio. I cittadini chiedono il rispetto delle regole e l'intervento delle forze dell'ordine a vigilare. Al Villaggio del Sole il degrado fisico e sociale dovuto all'accampamento abusivo in via Divisione Acqui aumentano ogni giorno di più. I residenti esasperati assistono e raccontano di scene quotidiane al di fuori di ogni regola di civile convivenza. I commercianti della zona hanno segnalato più volte all'autorità la situazione che si sta progressivamente aggravando. Il piccolo nucleo originario non solo ha occupato stabilmente il parcheggio, ma avrebbe richiamato altri nuovi soggetti dando all'accampamento un carattere stanziale. I cittadini perciò chiedono interventi urgenti, già avviata una petizione. Fanno un po' di tutto, e più è per la sporcizia, le feci, la pipì, non ci sono servizi, si lavano sulla fontanella pubblica dietro la chiesa, cioè spettacolo. Sì, poi sono in tanti, ne vedo tanti, e poi c'è sempre gente nuova che arriva qua e cominciamo pure a preoccuparsi, anche perché, sai, senti in giro dire delle cose, rubare, fare. Stamattina ho trovato delle carte, cose per terra, sicuramente avranno rubato qualche portafoglio e hanno buttato tutto qua per terra. Succede che chi si metta da stangali, chi manda via dai qua, basta. Siamo già esauriti tutti quanti ormai, perché sporco di qua, mutande, si lava sui tombini là, sui matti, e lasciano la mutande, qua sporcisce tutto quanto, si chiude tutto quanto e li si manda fuori e chi manda a Asiago là. Parlano di settimane e anni che è così. Purtroppo è una situazione che dobbiamo limitare e dobbiamo anche ordinare un pochino, perché
Noi che siamo un po' più civili dobbiamo anche rispettare le regole, come le rispettiamo noi, dovrebbero rispettarle un po' tutti. Che non pagano niente e che rubano e che si comportano in maniera indescrivibile. Insomma, ecco una cosa. Vicenza sta diventando veramente una cosa indecente, da andare via, dico solo questo. So che è stata fatta una petizione qua dai ragazzi del villaggio, speriamo bene dai di fare qualcosa di buono. L'AFA e il caldo sono arrivati, colonnina di mercurio in salita in tutta la regione, Padova tra le città più torride. L'estate rovente che tardava è arrivata con la prima ondata di caldo torrido. L'anticiclone africano non ha risparmiato nessuna regione d'Italia e anche il Veneto, con Padova e Treviso tra le città più calde, con temperature percepite fino ai 38 gradi. L'azienda ospedaliera di Padova ha attivato il codice caldo per gli accessi in pronto soccorso. Abbiamo attivato il codice calore, che è un percorso dedicato appunto a chi ha questo tipo di problematica all'interno del pronto soccorso. C'è stata tutta un'attività di informazione e comunicazione, no? Che ricordi ai cittadini le norme comportamentali appunto tipiche da fare appunto tipicamente in queste giornate, e quindi, come dire, siamo pronti. I consigli, soprattutto per i più fragili, sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde, indossare capi leggeri, idratarsi e prediligere pasti leggeri a base di verdura e frutta. In queste settimane inoltre in pronto soccorso a Padova c'è stato anche un incremento di casi di Covid. Ricordiamo che c'è un'attività del Covid che sta via via un po' aumentando come positività, e quindi insomma ecco, mettiamo insieme un po' di cose dicendo insomma divertiamoci, facciamo le nostre vacanze, però con il buon senso e la prudenza del caso. La Guardia di Finanza ha sanzionato per 200.000 euro totali 29 agenzie immobiliari che negli annunci non avevano indicato la classe energetica come d'obbligo. Proponevano immobili in vendita o in affitto senza indicarne la classe energetica o classificandola in maniera errata. Sono 29 le agenzie immobiliari tra Jesolo e Cavallino Treporti multate con sanzioni complessive di quasi 200.000 euro durante i controlli della Guardia di Finanza. I militari di Jesolo hanno eseguito accertamenti su un centinaio di agenzie, finalizzati proprio a verificare il rispetto dell'obbligo istituito nel 2012 di indicare negli annunci commerciali la classe energetica. È obbligo che riguarda sia i privati che soggetti giuridici come le agenzie immobiliari. La classe energetica è riportata nell'attestato di prestazione energetica APE, un documento necessario a tutela del consumatore che vale 10 anni. Il mancato inserimento di queste informazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Con questa indagine le Fiamme Gialle hanno individuato 29 agenzie immobiliari che hanno omesso su 203 annunci di compravendita immobiliare, 152 sul web, 51 fisici, l'indicazione dell'attestazione della classe energetica, e nei cui confronti sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 199.000 euro, inviate alla città metropolitana di Venezia in qualità di autorità competente alla definizione. Continuano lungo la Valsugana i lavori di sostituzione del guardrail metallico e non mancano i disagi. Disagi lungo l'SS 47 Valsugana dopo che ANAS ha dato il via ai lavori di sostituzione del guardrail centrale in acciaio tra i due sensi di marcia con uno in calcestruzzo. Per questo è prevista la chiusura delle due corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, lasciando quindi una sola corsia verso nord e una verso sud. A oggi è interessato un tratto di statale di 10 km da Primolano a San Marino, con rallentamenti inevitabili che si stanno registrando soprattutto nel fine settimana, ma anche nelle aree di uscita e accesso a Feltre. Si tratta d'altro canto di un'operazione necessaria per garantire maggior sicurezza agli automobilisti in transito, vista la pericolosità della struttura in acciaio dopo i numerosi episodi di cronaca riportati nel corso degli anni, con incidenti stradali anche con esito mortale causati proprio dalla tipologia della barriera di sicurezza presente. Il manufatto in calcestruzzo, oltre a essere più sicuro, sarà anche più snello, permettendo quindi un allargamento delle carreggiate. I lavori, fa sapere il sindaco Luca Ferrazzoli, si protrarranno per diversi mesi. ANAS provvederà a sostituire tutti i guardrail in acciaio nell'intera tratta veneta dell'SS 47 Valsugana.
Debutto mondiale per lo spettacolo teatrale acrobatico Titisee Venetian Dream al Goldoni dal prossimo 18 luglio per 52 recite fino al prossimo 13 ottobre. Oggi l'anteprima esclusiva per la stampa. Le dame del Settecento con un Casanova che le insegue nel cerchio sospeso. Le maschere più famose d'Italia, con Arlecchino e costumi di ispirazione del Tiepolo, con i suoi Pulcinella. E ancora turisti e bagnanti in un lido un po' retrò, con il delfino che tra cielo e acqua vola sopra il pubblico. Signore e signori, benvenuti al Titisee e Venetian Dream. Tu sei un sogno veneziano, spettacolo teatrale acrobatico, anzi di più, una gioia per gli occhi, l'anima e il cuore, in un viaggio di alto prestigio per il teatro stabile per Venezia. Il debutto il prossimo 18 luglio al Goldoni. Il primo spettacolo stanziale nato e creato qui al Teatro Goldoni che piaccia e che esportiamo poi dopo 52 recite qui ad ottobre, che andrà in giro per tutta Italia e anche l'Europa e che poi ritornerà la prossima estate qui a Venezia. Opera scritta e diretta da Daniele Finzi-Pasca, racconta di tante Venezie in modo delicato, gentile, raffinato e fortemente ironico, grazie anche all'esuberante e affascinante Sirena Volante. Una sirena che però vola nell'aria, quindi rovesciamo un poco tutto. Bisogna immaginarsi di essere in un qualche modo dentro nel mondo che proprio qui a Venezia prese nel Settecento, proprio dilagò, che era proprio la passione per l'artificio, il teatro che doveva ogni volta sorprendere il pubblico, attrarlo. Tra sorprese e gioco lo spettacolo andrà in scena da giovedì a domenica per 52 recite fino al prossimo 13 ottobre, con protagoniste anche l'orchestra di Padova e del Veneto e il coro Città di Piazzola sul Brenta. Ci sono musicisti, compositori della storia di Venezia agli quali mi sono ispirata, ma quasi più a una certa sonorità di Venezia. Dunque il presidente ANCI Veneto in chiusura, siamo in grado ora di farvi vedere il servizio. Mario Conte ribadisce che Italia e i comuni veneti mettono a rischio la capacità di far fronte ai servizi essenziali. Si parla di 85 milioni di euro in 5 anni. Ai bilanci in sofferenza dei comuni italiani si aggiunge ora l'ulteriore mannaia dei tagli previsti dalla legge di bilancio, che per il Veneto significano 85 milioni di euro in 5 anni. Dal governo assicurano che non saranno tagliati gli aiuti al sociale come gli asili nido, ma la preoccupazione tra gli amministratori resta altissima. La Regione Veneto e i comuni veneti, io ne rappresento 560, sono da sempre stati virtuosi, attenti e molto sensibili sul tema del risparmio, e quindi chiedere un ulteriore sacrificio a questi comuni significa mettere a rischio i servizi essenziali. Dobbiamo trovare una soluzione, perché tra l'altro una regione virtuosa come il Veneto, che ha saputo ben investire i fondi del PNRR, in futuro avrà bisogno di maggiore spesa corrente, quindi non di tagli. E la richiesta che faremo è quella di investire in queste regioni che si sono dimostrate virtuose, perché potranno diventare un traino per tutto il Paese. Conte ha ribadito che il dialogo con il ministro Giorgetti resta aperto e proficuo, ma i sindaci veneti da più parti si stanno facendo sentire. A cominciare da Sergio Giordani, sindaco di Padova, che chiama beffa il taglio a quei comuni che meglio hanno saputo intercettare i fondi PNRR. Per finire a Damiano Tommasi di Verona, che evidenzia il paradosso tra un governo che propugna l'autonomia, ma che con l'altra mano taglia i comuni. Non va giù leggero nemmeno il sindaco leghista di Bassano, Nicola Finco, neoeletto. Certamente vanno a pesare soprattutto su quei servizi fondamentali per i cittadini, quindi ai bisogni quotidiani, pensiamo all'assistenza agli anziani, pensiamo agli asili, alle scuole, insomma servizi fondamentali dove ovviamente i comuni hanno un ruolo di rilievo e di primo ordine. Quindi su questo noi ci faremo sentire sia come sindaci del territorio, ma anche attraverso il nostro presidente di ANCI Veneto, il sindaco Conte, perché pretendiamo rispetto, perché alla fine siamo quelli che quotidianamente sono sul campo, che devono dare risposte concrete, quindi il governo ci deve ascoltare.
Ormai è diventata una consuetudine di tagliare soldi e risorse ai comuni. Io stavo guardando i bilanci in questi giorni rispetto a 10 anni fa, cioè i tagli veramente sono una cosa impressionante e purtroppo ovviamente i bisogni aumentano perché la popolazione invecchia, le famiglie hanno bisogno di assistenza e di sostegno, però le risorse sono sempre meno. Quindi capisco che quando ovviamente ci sono i periodi di magra bisogna tagliare, ma ogni tanto bisognerebbe pensare a tagliare qualcosa anche a livello statale e non solamente nelle periferie. Questi dunque i commenti dei sindaci del Veneto alla legge, ai nuovi tagli previsti dalla legge di bilancio, e con questo servizio si chiude così la nostra edizione regionale dei telegiornali. Tra poco il TG Venezia. Grazie per averci seguito, una buona serata e arrivederci.